emozionata perché ha debuttato dall'angolo della cultura merito-democratica il tour Mente in Forma, una serie di eventi di tè letterario e di caffè letterario su argomenti e tematiche multidisciplinari e multisettoriali, cioè itinerari di formazione e informazione che affrontano diverse tematiche e diverse discipline nei vari settori per affrontare diversi problemi della vita sociale e proporre delle soluzioni alternative e innovative tutti insieme facendo rete. Colgo l'occasione per ringraziare la dirigente scolastica del Liceo Classico Ospedalieri, la professoressa Vincenza Ciraldo, che è stata veramente squisita, ha subito sposato il progetto, ha messo a disposizione la location, ha messo a disposizione un team di collaboratori che sono stati straordinari. Ringrazio il segretario regionale dell'organizzazione Sindacati Autonomi di Base, ORSLA, il professor Angelo Floridia, e ringrazio l'esperta psicologa e psicoterapeuta Tiziana Dominici. Sono molto contenta del successo che ha avuto, del seguito che ha avuto, e sento che erano presenti veramente molti dirigenti, molti docenti, molti esperti del settore o anche chi semplicemente era curioso di capire, insomma, di cosa stavamo parlando.